Daniele Meucci e Michela Moretton. Ecco il verdetto dell'edizione 2023 della Corri Treviso Trofeo Lattebusche. Il maratoneta pisano e la promettente atleta trevigiana sono i trionfatori nelle due gare d'invito riservate ad atleti di vertice che venerdì 2 giugno hanno impreziosito la serata di corsa lungo strade e piazze del centro storico del capoluogo di Marca. Meucci era il grande favorito della gara maschile sui 10 km e il pronostico è stato rispettato, anche se al termine di una prova dall'epilogo inatteso. Al terzultimo dei 10 giri nel cuore della città, dopo una lunga fase tattica, è stato Abdullah Bamoussa a cambiare ritmo per cercare l'assolo. Pareva irraggiungibile, invece nell'ultima tornata Meucci insieme al giovane padovano Riccardo Martellato è andato a caccia del battistrada ricucendo lo strappo. In un finale concitato tra sorpassi e controsorpassi Meucci è prevalso in volata su Martellato, mentre Bamoussa, poco distante, si è dovuto accontentare del bronzo. Per il campione europeo di maratona del 2014 un tempo di 30 minuti e 13 secondi. È una bellissima serata. E l'ultimo giro ci ho creduto e poi ho vinto, sì, mi ero un po' sfilato, defilato intorno al 7° chilometro, poi sono riuscito a rientrare e vincere, è stato bellissimo, c'era tantissimo pubblico e è una bellissima gara. Grazie, un saluto a tutto il pubblico che mi ha incitato e grazie a tutti. Sono molto contento, sono riuscito a gestirla bene anche tatticamente, senza mai strappare, cercando sempre di chiudere i buchi. E poi alla fine ho perso un po' sull'inizio del primo giro, un po' forse anche di testa, e poi però alla fine sono riuscito a reagire bene, a prendermi la seconda posizione. Questa gara sono tantissimi anni che la faccio, da quando ero junior, da quando ero ragazzino. Mi è sempre piaciuta, sono sempre felice di venire a fare questa gara, uno spettacolo, tanto pubblico, gente spettacolare, ti dà la carica giusta. 33 anni di storia non sono pochi. Qui a Treviso hanno corso Gennaro di Napoli, Panetta, Lambruschini, Carosi, quindi il meglio che c'era in Europa negli anni scorsi, e quindi diciamo che abbiamo una storia dietro di noi. Ci sono tutti gli ingredienti perché questa manifestazione possa continuare a crescere ed essere sempre di più un punto di riferimento per il podismo trevigiano, veneto e nazionale. Michela Moretton, 22enne di Colfosco di Susegana, ha riportato la Marca sul gradino più alto del podio nella Corri Treviso delle Stelle. Non succedeva dal 2014. L'ultima trevigiana ad imporsi era stata Michela Zanatta, oggi capitana di Moretton all'Atletica Ponzano e ancora capace, a 45 anni suonati, di piazzarsi ad un soffio dal podio, quarta. La gara sui 5 km si è trasformata quasi subito in una sfida a due. Moretton, in crescita di condizione dopo un infortunio, ha trovato un'avversaria irriducibile nella bellunese d'adozione bergamasca Gaia Colli, che si è arresa solo sul rettilineo d'arrivo davanti al Duomo. Moretton diventa la terza trevigiana ad aver trionfato alla Corri Treviso dei Grandi, dopo Michela Zanatta e Bruna Genovese. È stata una bellissima gara, abbiamo corso insieme dal primo all'ultimo metro praticamente, quindi sono contenta di aver potuto reggere il ritmo e poi aver avuto quello piccolo sprint finale per poter andare a vincere. Sono molto soddisfatta, è stata una bellissima gara secondo me anche da vedere, abbiamo dato un po' di spettacolo. E ero un po' stanca perché sono scesa degli allenamenti in altura 2 giorni fa, quindi questo era un test per testare un po' la forma e adesso vediamo. La giornata della Corri Treviso con il sindaco Mario Conte a dare il via era iniziata in Piazza Duomo con la Corri Treviso Open, la gara aperta a tutti su un percorso di 3,3 km che i 500 partecipanti hanno affrontato per 3 volte, sino ad arrivare ai 9,9 km finali. È stata la grande serata di Marco Padoan, quarantenne vicentino di Monticello Conte 8, che ha tagliato il traguardo in 34,32, staccando di 10 secondi l'astigiano Matteo Lometti e di 1 minuto e 34 il trevigiano Denis Mariotto. È una gran soddisfazione, ci speravo in parte e è un piccolo sogno che si avvera, nel senso che comunque correre in una città come Treviso è veramente bello, emozionante e vincerla ancora di più. A me piacciono queste gare dove c'è questo agonismo a giri, con tanto tifo del pubblico, e sono davvero soddisfatto del secondo posto. Ho provato a stare dietro a Marco, ma è stato più forte, oggi è stato molto più bravo di me. Ancora Atletica Ponzano invece nella competizione femminile. A tagliare il traguardo per prima Marta Zanatta di Volpago del Montello, che ha fermato il cronometro a 43,53.
Terza la compagna di squadra Federica De Rossi, argento invece per Anna Furlan. È stata tutta inaspettata. Corri Treviso, bellissima gara, l'ho fatta già 3-4 volte, però mai mi sarei aspettata un risultato così e sono contenta. Le due speciali classifiche a squadre hanno premiato in entrambi i casi Venice Marathon Club. Il team lagunare si è aggiudicato il trofeo Lattebusche come società con il più alto numero di iscritti e il Gran Premio Maxi, basato sulla somma delle 10 migliori prestazioni cronometriche, di cui almeno 3 femminili. Anche noi vogliamo essere a fianco a loro, perché anche noi nel nostro piccolo ci mettiamo la passione attraverso anche la vendita dei nostri prodotti, perché la qualità fa lo sportivo forte e anche che possa raggiungere risultati importanti. È una grande giornata di sport in una cornice meravigliosa che la rende ancora più suggestiva, e dopo è anche una giornata un evento che va oltre lo sport. Ricordiamoci l'aspetto del volontariato, c'è l'aspetto della solidarietà con la LILT, con l'Avis, quindi veramente una grande serata di grandi valori che sono da sempre anche i valori di Lattebusche. Avis c'è, Avis ha bisogno di nuove leve, Avis ha bisogno di un ricambio generazionale per garantire quel dono che non si può comprare, non si può fabbricare, ma si può solo donare, il sangue per i nostri ammalati. È sempre per noi un onore essere presenti, e sia per dare visibilità, diciamo, alla nostra associazione, e per permettere a molte persone di conoscere quelli che sono tutti i servizi che l'IELT offre. Un grande spettacolo di sport, un grande evento di turismo, una grande attenzione per la città, un evento favoloso di sport e di marketing territoriale. Salito per la stampa?